Consegnati nel corso di una cerimonia svoltasi nell'aula consiliare Luigi Giglia del Libero Consorzio di Agrigento gli attestati di riconoscimento alle associazioni di protezione civile della nostra provincia per l'impegno durante l'emergenza svolta nel Covid-19, alla presenza del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, del commissario straordinario del Libero Consorzio Vincenzo Raffo e del direttore del settore territorio, ambiente e protezione civile Achille Contino. I riconoscimenti sono andati alle Giube d'Italia di Aragona, allo SDAV di Agrigento, alle Oppe di Porto Empedocle, di Ribera, ai Falchi di Palma di Montechiaro, alla Compagnia Giube Verdi di Casteltermine, alle Giube d'Italia di Raffadali, alle Giube Verdi di Castrofilippo, ai Vigili del Fuoco in congedo di Naro, al Gise di Agrigento, alla Confraternita di Misericordia di Realmonte, ai Vigili del Fuoco in congedo di Sciacca, all'Associazione Grifoni di Favara, ai Finanzieri d'Italia, al Gruppo Comunale Palma di Montechiaro, alla Sirlenz CB, alla Emergency Life, alla PA Provisis, alle Giube d'Italia di Sant'Elisabetta e alla Croce Rossa di Agrigento. È un riconoscimento a cui ho ritenuto veramente di aderire, perché in questi lunghi mesi il volontariato, il mondo del volontariato è stato veramente protagonista, non solo per tutti i servizi svolti in occasione della campagna vaccinale, ma prima anche per i tamponi e poi anche in quelle attività di vigilanza che abbiamo attivato in occasione dell'istituzione delle zone rosse. Quindi veramente un grazie a questa attività che le associazioni e ogni singolo volontario hanno svolto in questo periodo, che ovviamente insieme poi alle attività delle forze dell'ordine è stata assolutamente determinante per meglio gestire una fase così difficile della nostra storia. Comunque bisogna sempre attenzionare la guardia. Guardi, adesso è un momento un po' ancora più complicato, perché con la zona bianca, con adesso la possibilità a breve, cosa di cui siamo molto felici, di togliere le mascherine, bisognerà stare sempre attenti. Io non manco mai e non mi stanco mai di fare appello alla responsabilità delle persone, perché tanti vaccini sono stati fatti, ma tanti vaccini dovranno ancora essere fatti e quindi dobbiamo stare sempre attenti e vigili. Era doveroso da parte nostra riconoscere l'impegno che è stato profuso in questo periodo così particolare, dove sono stati impegnati giornalmente, senza limite di orario, tutti i componenti delle associazioni. Possiamo dire che un battaglione è stato messo in atto sul territorio, impegnato, perché 350 uomini sono un bel numero e questo fenomeno mi ha fatto veramente apprezzare quella che è la volontà degli agrigentini del territorio della provincia a essere presenti quando è necessario con il loro apporto in questi servizi essenziali al fine di contenere il fenomeno del virus che circola in mezzo a noi. Sì, oggi abbiamo avuto questo bellissimo riconoscimento ed è un riconoscimento che va a tutti i volontari che in questo anno e mezzo si sono prodigati veramente in modo stupendo e superlativo. Era ovvio che speravamo di non fare mai questi servizi, che significava che non c'era questa emergenza Covid, però veramente l'amministrazione della provincia e della prefettura hanno dato un riconoscimento a tutti i volontari. La nostra associazione è stata costituita non molto tempo fa, però abbiamo avuto subito parecchi input per poter mettere in atto subito lo spirito del volontariato che ci riunisce. Infatti già nel periodo del lockdown i nostri volontari sono stati impegnati a 360 gradi a coadiuvare la Polizia Municipale per il mantenimento delle zone rosse. Abbiamo percorso quasi 1700 km nelle vie del paese con le nostre autovetture. In più abbiamo fatto consegna di derrate alimentari ai bisognosi, abbiamo coadiuvato il servizio solidarietà sociale del Comune alla predisposizione e alla consegna dei buoni spesa, dei buoni bebè, talvolta anche per famiglia, andando a casa, domiciliari. Ultimamente abbiamo predisposto un servizio con l'ufficio di protezione civile comunale, che però è stato ideato da noi questo servizio, e all'inizio, quando ci sono state le prime prenotazioni per gli ultraottantenni, abbiamo aperto un ufficio dove noi volontari facevamo le prenotazioni in nome e per conto delle persone anziane.
Ma l'iniziativa è stata voluta fortemente dal commissario e dal prefetto perché queste associazioni di volontariato in questo anno di pandemia sono stati indispensabili per affrontare tante problematiche. Sono stati presenti nel triage, sono stati presenti nelle ricerche delle persone scomparse, sono stati presenti al centro tamponi di Pezzale Caos, sono stati presenti da più di 4 mesi costantemente ogni giorno e numerosi al centro vaccinale. Si riteneva giustamente il commissario e il prefetto che fosse giusto è necessario ringraziarli singolarmente ciascuna di queste associazioni per il contributo che hanno dato. Siamo in guerra, c'è un nemico invisibile che bisogna sconfiggere al più presto e le associazioni di volontariato sono stati coloro che hanno fatto la differenza.